39 persone sono state arrestate dalla polizia di Vibo Valentia per spaccio di droghe e associazione a delinquere. Sono centinaia gli episodi di spaccio di cocaina, marijuana e hashish documentati dagli investigatori della squadra mobile nel corso delle indagini, coordinate dalla DDA di Catanzaro. I soggetti sono quasi tutti del Vibonese, ma un arresto è stato eseguito anche in Toscana, 2 in Campania, 1 a Cosenza, 1 a Crotone e 1 alla Lamezia Terme. All'appello manca solamente una persona che è attualmente ricercata. 10 persone sono state arrestate a Reggio Calabria per furto aggravato, spaccio di sostanze stupefacenti, porto e detenzione di armi. Tra gli arrestati nell'operazione dei carabinieri denominata Doppia Sponda e svolta a Gioia Tauro figura anche una persona già ritenuta responsabile del tentato omicidio di un cittadino ghanese avvenuto nel gennaio del 2010 a Rosarno durante la rivolta degli immigrati. Secondo quanto hanno riferito i carabinieri, le 10 persone arrestate sono tutte di Rosarno. Per il duplice omicidio dei fratelli Alfredo e Giuseppe Grisi avvenuto a Crotone rimangono in carcere Gianfranco Giordano e Cristian Pignalosa. Per quest'ultimo però la posizione processuale si è alleggerita, visto che non viene più accusato dell'omicidio ma solo della detenzione di armi. È quanto ha deciso il GIP Paolo De Luca, che per Giordano invece ha confermato le accuse. Secondo la versione difensiva, Giordano avrebbe perso l'arma nel negozio e avrebbe sparato per timore che lo facessero prima i fratelli Grisi. Brogli elettorali sarebbero stati posti in essere dalla Cosca Vrenna in occasione delle elezioni del giugno 2009 per il rinnovo del Consiglio provinciale di Crotone, per favorire il candidato Gianluca Marino del PDL, poi non eletto e successivamente nominato assessore provinciale. È quanto emerge dall'inchiesta della DDA di Catanzaro, nella quale Marino è indagato per voto di scambio. Dall'inchiesta emerge un interesse più ampio dei Vrenna per la politica, allo scopo di ottenere dei favori in cambio. È stata presentata ieri a Catanzaro la Fondazione Calabresi nel Mondo, uno strumento, a detta del presidente Scopelliti, che avrà un ruolo di primo piano nella valorizzazione del rapporto tra la Calabria e i tanti calabresi che vivono ed operano fuori dai confini della regione. La fondazione è presieduta dall'onorevole Pino Galati, il CDA è composto da Pippo Marra, dall'imprenditrice Pina Amarelli, Beniamino Quintieri e Francesco Zoccali della regione. Nonostante nel 2009 fossero già state registrate 78 intimidazioni a danno di amministratori locali, nel 2010 il trend in Calabria è in aumento con 106 episodi, più 36%, e un picco che ha portato al 53% del totale gli enti locali toccati almeno una volta dal fenomeno. All'indomani dell'intimidazione ai danni del sindaco di Crotone Peppino Vallone, Lega Autonomia ha presentato il rapporto sullo stato delle autonomie locali. La provincia con il maggior numero di atti intimidatori è Catanzaro con 30, segue Reggio Calabria 26, Vibo Valentia 20, Cosenza 18 e Crotone 12. È stato inaugurato alla presenza del governatore Scopelliti e del commissario straordinario dell'azienda ospedaliera pugliese Ciaccio El Garizzo il nuovo reparto di patologia neonatale dell'ospedale pugliese di Catanzaro. Il reparto, dotato di 18 posti letto, possiede un sistema video integrato unico in Calabria. Questo impianto, grazie a una webcam installata sulle cullette, darà la possibilità alle mamme di vedere il neonato da casa via internet. Inizia oggi l'Antimafia Day, il programma delle iniziative dedicate al tema della lotta alla mafia, frutto di un protocollo d'intesa sottoscritto dall'Associazione Riferimenti presieduta da Adriana Musella e dal Consiglio regionale. Numerosi gli incontri ed i dibattiti che si terranno in molte scuole calabresi. L'iniziativa di oggi consiste in un incontro a Reggio Calabria con gli studenti della scuola media Galileo Galilei, cui parteciperà il prefetto Luigi Varratta. La sezione catanzarese dell'Associazione Italiana Giovani Avvocati ha promosso un convegno dal titolo Mafia e Politica, dal concorso esterno alla legge Lazzati. Le relazioni sono state dei parlamentari Franco Laratta e Ida Di Ippolito, Di Filippo Favale, Pierpaolo Bruni, sostituto procuratore di DDA a Catanzaro, e l'avvocato Pietro Pitari. Le conclusioni sono state tratte da Romano De Grazia.